Stop alle multe per gli esercenti che rifiutano i pagamenti con bancomat e carte di credito al di sotto dei 60 euro. Lo prevede la legge di bilancio, anche se per il governo la discussione è ancora aperta. Tuttavia la notizia ha rallegrato parte della categoria, soprattutto edicolanti e baristi, che hanno sempre osteggiato i pagamenti bancomat per piccoli importi. A Padova però non mancano le voci fuori dal coro, come quella di Sandro, storico barista di Piazzale San Giovanni, che continuerà ad accettare il bancomat anche per pagamenti sotto i 60 euro. Che è un metodo secondo me moderno per il pagamento che, se ottimizzato da connessioni più rapide e commissioni più basse, potrebbe essere il futuro del pagamento. I giovani hanno accettato con molto favore questa cosa di pagare con la carta, per cui per me non è un problema, ecco, non lo è stato dal primo momento. Per Sandro dunque serve anche un sostegno ai commercianti, togliendo le commissioni. I pagamenti con bancomat e carte sono comodi e veloci, di sicuro più comodi da gestire rispetto alle tantissime monetine da 1-2 centesimi che spesso sono difficilissime da cambiare. Non si trovano, poi vengono scaricate tutte le monetine da un centesimo, e quello lì mi dà un po' fastidio, quello è vero che mi dà fastidio, sicuramente più del POS, della carta.